Allora, come sto? Bene, siamo solo dalle 9:30 di stamattina che siamo qua. Sono le 10:15. La gente non se ne va. Mangiamo domani, facciamo cena e colazione tutto insieme domani mattina. It's me, Samu. Buongiorno raga, buongiorno, bentornati a un nuovo episodio del Samus Vlog. Questo weekend sarà un altro weekend di lavoro perché stiamo andando all'evento Mega Vino di Bruxelles a presentare il nuovo vino di Fabio Cordella e la nuova bottiglia di Fabrizio Miccoli. Sono a King's Cross, sto prendendo il treno, non so se lo sapete, da Londra potete prendere il treno e in 2 ore sia a Parigi, a Bruxelles o ad Amsterdam. E per comodità eccetera il treno batte aereo 100-0. Prima volta a Bruxelles per me. Ragazzi, sono arrivato un po' stanchino, non so dove è lo stand, andiamo a vedere. Ok ragazzi, dopo 3 ore di viaggio finalmente ci siamo arrivati al Mega Vino, evento gigante sul vino a Bruxelles. Ho incontrato Fabio, ora ci saranno 3 giorni di lavoro festa. Qua questo è il secondo stand della fiera e deciso di averne uno lì e uno qua. Scusate, sto mangiando. Fa niente. Così li attacchi da tutti i punti. Marchiamo a uomo. Comunque vanno sbarco. Marchiamo a uomo. Quindi ne stai aprendo uno al minuto. Buon segno Samuele, buon segno. Siete già stanchi? No, stiamo ragionando. Fabrizio è matto, è folle. Fabrizio sta facendo morire a tutti però, è un grande. Sta facendo l'animatore, l'ospite. Sta vendendo vino a tutti. E prima ha detto, sì dai facciamo un'altra foto, tanto ne ho fatte poche. Sì, è vero. Ha fatto 800.000 foto. Stiamo parlando male di te. Vabbè, non siete gli unici, sinceramente. Ho detto che sei il numero 1. Vabbè, ti spiazza poi, ti dà queste risposte e ti spiazza. Raga, hanno aperto le porte al pubblico e il posto si sta riempendo, c'è pieno di gente. E nel frattempo è arrivata Marica. Ragazzi, ci sarebbe da fare tipo 10 video interi, 10 vlog interi con Fabio e Fabrizio oggi. Però vi giuro non si può filmare nulla, ma nel senso che è una bella giornata. Sì, cioè, giusto, cioè si può filmare tipo il 5% della bella giornata. Però ecco, ci sarebbero da fare 25.000 episodi, ma purtroppo solo il 5% possiamo trasmettere. Tutti salutano perché sono già mezzo imbenzinati. Meno male che io non bevo raga, perché sennò sarebbe il delirio. Questo evento è pazzesco. Raga, qua sono le 10:30 e la gente non ha intenzione di andarsene. Non se ne va più la gente. Sono tutti qua, c'è il putiferio, siamo non contenti di più. Sì, state qua, non vi preoccupate, state tutti qua, poi mangiamo domani. Sì, con calma. Fare il vino dei campioni vuol dire questo. Gli altri stand sono vuoti. E Fabio Cordella Spettacolissimo. Spettacolo! C'è Fabrizio in formissimo. Fabrizio è... Fabri, vieni qua. È formissima. Come stai? Allora, come sto? Bene, siamo solo dalle 9:30 di stamattina che siamo qua. Sono le 10:15. La gente non se ne va. Mangiamo domani, facciamo cena e colazione tutto insieme domani mattina. Buongiorno raga, buongiorno. Non tutto buongiorno perché sono le 2 del pomeriggio. Devo scendere adesso dall'albergo perché abbiamo finito tardissimo. Secondo giorno di Mega Vino a Bruxelles. Andiamo dagli altri. Stiamo girovagando per Wavre. Ora mangiamo qualcosina e poi andiamo all'evento. Raga, secondo giorno all'Expo, oggi c'è ancora più gente. bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling.
Sto facendo una cultura di vini perché sto imparando tutto. Tipo adesso so anche della collaborazione col Barolo, con il Toscana, con la tenuta in postino. Sto facendo una cultura proprio con sordo. Quanto hai bevuto? Ancora niente. Come ancora niente? Ma devi bere. Devi bere. Prima della fine di questa collaborazione dici che mi insegnerai a bere. Prima dell'inizio reale imparerai a bere. Edit Media ha assunto anche Marica per fare foto. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Devo venire a trovarvi perché mi hanno detto che avete sterminati ettari di vigneti, no, che avete un posto bellissimo. No, abbiamo un posto bellissimo, quindi sì, assolutamente. devo assolutamente. Sì, dove di preciso? Siamo nel Monte Cucco in una perla incastonata tra il Montalcino e il Morellino, un posto bellissimo. Possono andare gli esterni a visitare o? Possono andare gli esterni perché abbiamo 8 camere, Ah, ok. ristorante, piscina sulle vigne, facciamo fare dei percorsi sensoriali incredibili. E allora devo venire. Penso proprio di sì, sarebbe il caso. Fare un po' di foto col drone. Sì, molto interessante. La cosa più bella di questi eventi è che finito l'evento si va tutti in gruppo in giro a conoscere un po' la città. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Fabri, sembra Lecce. Un po'. Sì, sembra. Uliano sembrava Lecce. Bisogna mettere i sottotitoli in questo vlog. Big pizza pie, that's amore. A Fabio Cordella Cantine ci porta in tour. Che spettacolo, guarda. Qua può sembrare Lecce. Sì, qua sì. Sinceramente è qua sì. Ling, ding, ling, 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 and you sing vita bella. Wow raga, la Grand Plus, tanta roba. Bellissima davvero. Raga, io meno male che sono venuto qua a lavorare, cioè, questa è la situazione generale. C'è Micoli che racconta barzellette. Che storia, raga. Buongiorno Luciano, top. La stiamo facendo sbattere da una parte all'altra e sta portando in giro. Raga, terzo giorno di stand, ostriche, vino eccetera eccetera. Qua più che uno stand è uno spettacolo. Siamo costretti a mangiare ostriche. Mi hanno portato a mangiare in questo posto fantastico. Illusioni che prima o poi passa così, non messi via 2 o 3 cartoni e comunque so che sono io. I consigli dicono è facile, non messi via perché a sbagliare sono bravissimo davvero. Mi sto facendo un po' di posto e chi mi aspetto, chi lo sa, il posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Evento pazzesco, stanno ritirando lo stand, siamo distrutti perché 3 giorni qua nello stand. Adesso andiamo a farci un altro giro in centro, mangiamo. Il Megavino è finito, questo episodio era più che altro un racconto, un documentario di questi 3 giorni, di questa nuova avventura che stiamo facendo con il vino, con Fabio Cordella eccetera eccetera. Stanno succedendo un sacco di cose in questo periodo, ve ne parlerò presto. Nel frattempo mi raccomando è venerdì, uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Buona! No, che stai facendo? Ah, che tutti pensano che sia tutto bello, no? Poi finisce la fiera, se ne vanno tutti. E questo è dietro le quinte che nessuno vede, nessuno racconta. Raccontano solo la parte bella, raga, non credeteci. Se non ci date dentro voi, non succederà. Ciao. Like a guitar